Allora, parliamo di questo concerto che si terrà domani a Postavecchia alle ore 21. Ecco, cosa ci proporrà? Allora, praticamente innanzitutto è una prima assoluta, perché finalmente ad Agrigento abbiamo un gruppo con il frontman Marco Floris e io che sono il compositore e gli arrangiamenti di musiche totalmente inedite e testi inediti. Quindi i testi inediti in stile rock pop, però naturalmente siamo in chiave arrangiata, in chiave teatrale. Quindi faremo questo concerto dove presenteremo i nostri brani. Ecco, voi a cosa vi ispirate, la vostra musica? Quali sono, diciamo... I nostri generi musicali sono dai Pink Floyd, dai Guns N' Roses, diciamo il panorama rock mondiale, dai Queen, anzi a tal proposito vorrei fare un piccolo tributo, perché oggi il 24 novembre ricorre l'anniversario di morte dell'immortale Freddie Mercury. Quindi anche questo, siccome io sono nato e cresciuto con la sua musica, quindi volevo fare questo piccolo tributo. Ecco, da cosa nasce la voglia di suonare della vostra band? E allora, innanzitutto nel lontano 2015 io assieme a Marco Floris, che è il frontman, autore e cantante del gruppo, abbiamo iniziato una collaborazione. Da premettere che io già da parecchio tempo, nel lontano 93, quindi subito dopo la morte di Freddie Mercury, ecco perché diciamo c'è stato questo impulso, io ho iniziato a suonare il basso. Infatti io suono il basso elettronico, mentre con la composizione dei brani via via poi è andata con diciamo una sorta di lampadina che si è accesa. Mentre per quanto riguarda poi successivamente, dopo qualche anno, sono un pochino sospeso dell'attività e poi ho avuto il piacere di incontrare questo ragazzo che diciamo che ha delle doti molto particolari, anche se non c'è, però vorrei proprio enfatizzare questa situazione, perché lui ha una dote che io gli do i brani che compongo io e lui già ha i testi pronti sul brano, cosa che difficilmente si riesce a fare in quasi tutti gli artisti. Non sei solo, sei venuto in compagnia? Sì, sono venuto in compagnia della nostra new entry del gruppo della Great Music Band, Marco Galluccio, che suonerà le chitarre, anche chitarra solista e chitarra di accompagnamento. Allora diamo appuntamento a venerdì alle ore 21? Sì, venite numerosi, venerdì 25 alle ore 21 al Teatro della Postavecchia, diretto da Giovanni Moscato. Quindi vi aspettiamo, qui è Five Rock.